Da Modugno siamo andati a vedere il treno che è andato in trincea circa come qua a Vicenza, che sarebbe lo stesso progetto, una cosa veramente bella da invidiare a un paese, a una cittadina del Meridione, veramente bravi. Una trasferta a Lampo in Puglia, a Modugno, in provincia di Bari, per una piccola delegazione di cittadini del quartiere Anconetta, decisi ad ottenere l'eliminazione del passaggio a livello con l'interramento dei binari, una soluzione simile a quella appena realizzata dall'amministrazione di una comunità di quasi 40.000 abitanti. Non più chiacchiere e opinioni, ma un esempio concreto, un termine di paragone reale di tempi e cifre con cui avviare un serio confronto con gli enti interessati qui in Veneto. Il paese era letteralmente tagliato in due dalla ferrovia, hanno interrato i binari e costruito praticamente la strada che adesso connette le due realtà di Modugno. Quest'opera è stata molto voluta dalla città, dai cittadini, competizioni, proteste e diverse delibere di consiglio comunale. Nel totale non sono stati velocissimi, ci è voluto qualche anno, ma quello che a noi è piaciuto molto è il fatto che l'interruzione della linea ferroviaria è stata solo per 8 mesi. È venuto fuori anche che il costo è completamente diverso da quello che ci è stato detto finora da RFI, si parlano circa di 12-15 milioni. L'affinità è che il tracciato è similare come il nostro, circa 2 chilometri. Ora bisogna trovare le risorse, quindi il prossimo passo sarà, intanto abbiamo avuto recentemente l'appoggio anche di Ascom, quindi avere delle realtà che ci supportano. A breve faremo anche un incontro con loro per capire un po' e per presentare alcuni documenti che ci stanno arrivando da Modugno. Sicuramente dovremmo fare un giro giù in Regione Veneto, da Zaia, e incominciare a parlarne perché credo che sia arrivato il momento buono per portare a casa. Non ci vorranno mesi o anni, ma ci vorrà parecchio tempo, ma sono convinto che lo portiamo a casa.